Ben ritrovati con Verona Economia, torniamo su un tema caldo, per non dire caldissimo, di questo periodo, il caro energia, il caro bollette. Lo facciamo con un esponente politico, però responsabile sostenibilità del Partito Democratico del Veneto. Abbiamo Alessio Albertini con noi questa sera. Buonasera Albertini. Buonasera, buonasera a tutti. Ecco, l'aumento delle bollette, le difficoltà per l'energia, sia, lo abbiamo visto, sia per le imprese, ma ovviamente poi questo ricade in molti sensi anche sulle famiglie, sta creando difficoltà. Il governo, dal suo punto di vista, come si sta muovendo su questa questione? Il governo ha messo in campo delle misure già alla fine del 2021 e ancora con il Consiglio dei Ministri la settimana scorsa, che complessivamente ammontano a quasi 11 miliardi, che adesso noi siamo abituati in questi mesi insomma, dove si parla molto di PNRR e di investimenti. Siamo abituati a considerare i miliardi come una cosa, come dire, sì, di cui si può disporre tranquillamente. Se pensiamo che solo qualche anno fa manovre nell'ordine di 8-10 miliardi richiedevano trattative estenuanti con la Commissione europea per poter essere compiute. Quindi che il governo abbia nel giro di 2 mesi, meno di 2 mesi, già messo sul tavolo quasi 11 miliardi di euro è una misura che comunque è eccezionale. È sufficiente questa misura? No, non lo è sufficiente perché l'esplosione del costo energetico è imponente ed è difficilmente sostenibile poi dalle imprese e dalle famiglie. Quindi per questo noi pensiamo che il governo debba mettere ancora mano, ancora risorse su questo tema. Peraltro se ne sta discutendo anche al Ministero dell'Ambiente, al Ministero del Ministero di Giorgetti, diciamo, delle attività produttive, perché è chiaro che bisogna ancora fare qualcosa. Ci si sta orientando verso risparmi che arriverebbero da minori spese, però anche qui si scatena un po' la polemica politica, perché chiaramente, dovendo tirare una coperta che è corta, se si mettono risorse sullo sgravio per le bollette, significa che si tolgono da qualche altra parte. Poi, insomma, se volete magari anche facciamo due parole su questo. Sì, esattamente, anche perché poi questo, le difficoltà vanno a incidere proprio anche sul quotidiano, non solo i grandi numeri appunto che dicevamo, non è solo questione di spostare voci di bilancio o fondi PNRR che ovviamente arriveranno, ma poi si va a parlare anche della vita concreta di tutti i giorni. Ci racconti anche magari qualche esempio che vede anche nella sua attività sul territorio. Lei, oltre che esponente istituzionale del PD, è anche un sindaco, quindi ha tutti i giorni a che fare con le famiglie che magari chiedono degli aiuti o con le imprese che sono in difficoltà. Il polso della situazione proprio sul territorio, cosa ci può dire Eh, su questo? Certo, per le famiglie mi pare di poter come dire, confermare che c'è stato sostanzialmente un raddoppio della bolletta, un raddoppio secco. Ed è chiaro che se si passa da 300-400 euro per la bolletta invernale a cifre di 6, 7, 800 euro anche per la bolletta del gas, poi ci aggiunge anche quella dell'energia elettrica. È chiaro che in famiglie monoreddito o in famiglie dove il reddito dei due componenti può arrivare a 2000, attorno ai 2000 euro, 2000 qualcosa euro, se aggiungiamo l'affitto, significa che quel mese lì sostanzialmente si ha colmato la propria capacità di spesa, quindi è un impatto considerevole sul bilancio delle famiglie, tant'è che sento anche colleghi sindaci, ma anche la mia esperienza diretta, cominciano ad arrivare richieste in comune. Nel mio caso specifico abbiamo ancora a disposizione dei residui dei fondi di sostegno Covid che stiamo impiegando per il sostegno ai canoni di locazione e alle bollette. Però chiaramente si sente questa difficoltà. È una difficoltà
che abbracciano per esempio anche le associazioni di volontariato o gli enti del terzo settore che svolgono attività di rilevante impatto sociale. La bolletta, penso ad esempio alle polisportive, a chi ha magari impianti dove deve sostenere illuminazione, costi degli spogliatoi, eccetera, stanno ricevendo delle bollette molto salate che possono anche mettere in difficoltà e a volte addirittura compromettere la stessa prosecuzione dell'attività. Per non parlare poi delle imprese, e ovviamente le imprese sono in un momento anche mediamente di grande fermento, perché insomma il PIL che cresce in maniera poderosa, quasi il 5% di crescita, insomma, quindi ci sono ordinativi, c'è movimento, il mercato è finalmente ripartito con grande slancio e già c'è il problema delle materie prime che non arrivano, c'è una difficoltà a reperire manodopera, si aggiunge anche questa mazzata energetica e gli effetti sulla catena produttiva di approvvigionamento si sentono e questo preoccupa molto. Certo, tra l'altro lei citava prima anche le associazioni, il mondo del sociale che già colpito pesantemente da 2 anni di pandemia, come anche le famiglie e le imprese giustamente, purtroppo ora che si sembra muoversi qualcosa da quel punto di vista, che il problema del Covid si sta un po' alleggerendo, questa mazzata complica di nuovo la situazione. Quindi, come diceva lei, è necessario un intervento rapido anche a livello istituzionale per andare insomma un po' a ripianare la situazione. Un'ultima battuta, l'ottimismo che magari speravamo di vedere dopo dopo la vaccinazione insomma di massa della popolazione, l'ottimismo c'è o anche con questo problema del caro energia magari la popolazione, i suoi concittadini cominciano a essere a non vederlo più questo ottimismo? No, io voglio sempre guardare al futuro con convinzione e con fiducia, anche perché ci sono gli elementi. Eh, Se parliamo rapidamente del tema Covid, si vede come questa ultima ondata che abbiamo avuto si sta esaurendo con una velocità che le precedenti ondate invece non avevano, quindi il crollo diciamo, del numero di positivi, perché è una decrescita rapidissima, è dovuto in larghissima parte all'estesa campagna vaccinale che c'è stata. Quindi mentre la prima e la seconda ondata avevano impiegato tantissimo tempo a calare, a esaurirsi, i numeri proprio di questi ultimi giorni ci dicono che insomma, l'ultima ondata di Omicron si sta esaurendo in grande velocità. L'economia sostanzialmente va bene, è in ripresa, quindi ci sono il PNRR tra mille difficoltà anche applicative e mille incertezze, comunque sta muovendo i primi passi, lo dico anche rispetto agli enti locali e ai comuni, perché insomma è meglio, pur nella difficoltà e in sappiamo tutta la polemica sull'indice di vulnerabilità, il fatto che tante risorse vanno al sud, anziché, però, insomma, tra mille errori, anche mancanze, se vogliamo, della classe dirigente anche del nord, perché, insomma, bisogna essere attenti quando ci sono quei passaggi e non sbagliarli, però le risorse stanno arrivando, arriveranno, e quindi c'è un grande sforzo collettivo della nazione in questo momento che deve cogliere questa occasione. Il tema delle bollette è un fastidio pesante, bisogna intervenirci, bisogna affrontarlo, però io non voglio mai cedere insomma, ad un pessimismo che tra l'altro in questo momento sarebbe anche ingiustificato. Assolutamente, quindi ci auguriamo tutti che la situazione anche dal punto di vista del caro energia vada a migliorare. Ringraziamo Alessio Albertini per essere stato con noi a Verona Economia questa sera, le auguro una buona serata. Grazie a voi, arrivederci. E con Verona Economia, piccolo stacchetto musicale, poi torniamo sempre su Radio Adige TV.